Via San Marco, trafficatissima porta est della città. Arriva l'autobus numero 10 diretto a Ponte di Brenta. Ecco cosa succede alla fermata di fronte al Net Center. A questa ragazza è andata bene perché alla fermata del bus le strisce pedonali per chi abita a San Lazzaro o per i circa 1000 lavoratori degli uffici del Net Center non ci sono. Mattina, se siamo fortunati, di solito siamo sempre un gruppetto di 7, 8, 10 persone che scendiamo qui, allora le macchine tendono un attimo a rallentare quando ci vedono in gruppo. L'unione fa la forza perché ad attraversare da soli si rischia la vita. Ho contattato il comune ancora quest'estate con una telefonata per avvisargli di questa cosa, perché ci eravamo stupiti che dall'altra parte del ponte fosse stato realizzato un attraversamento pedonale a chiamata e qui invece da questa parte del ponte no. Sono passati 2 mesi ma io non ho ricevuto ancora nessuna risposta. Come fare per attraversare la strada in sicurezza? Una volta scesi dal bus bisogna camminare per circa 150 metri. Male non fa, ma potrebbe fare malissimo dato che si cammina sul ciglio della strada, sull'erba, senza riuscire a vedere chi ti arriva alle spalle. Una volta raggiunte le strisce, la scoperta. La fermata del bus c'era, ma è stata soppressa oltre 2 mesi fa e sostituita da quella nuova, arredata di tutto punto, meno che delle strisce pedonali. Scappa da dire, si stava meglio quando si stava peggio. Io confido che il comune prenda in considerazione un'istanza che ho inviato il 2 dicembre, perché qui la situazione è di priorità assoluta in quanto si rischia la vita. Mantoan ha scritto al sindaco Giordani e al prefetto Franceschelli che va messo al più presto un semaforo a chiamata per i pedoni sulla nuova fermata, oppure va ripristinata quella vecchia. Da più di 2 mesi in via San Marco c'è chi rischia la vita.